Compagno, gara importante, gol importanti, insomma è andato tutto secondo i canoni che eravate prefissati a detta di Bertolucci. Sì, sicuramente abbiamo avuto grande pazienza perché comunque è una squadra che difende chiusa e bene, sono molto intensi in difesa, quindi abbiamo dovuto avere molta pazienza per trovare il gol e insomma poi continuare su quella retta via. Una cosa impressionante è che 7-1 e l'intensità non calava, non avete mai mollato un attimo, sembrava quasi che fosse una gara a chi ne segnava di più. Beh sì, dopo è questa anche la nostra identità, no? L'intensità, del grande rispetto che abbiamo verso l'avversario e penso che sia più rispettoso una squadra che gioca al 100% al di là del risultato che una squadra che a un certo risultato poi molla. Sono d'accordissimo con te, anche perché a differenza di altre squadre noi possiamo anche cambiare gli uomini, ma Sì, sì, insomma l'intensità non deve sempre calare. la porta si vede. Sì, sicuramente è quello che insomma, vogliamo, cerchiamo e per cui lavoriamo. L'intensità non deve mai calare, abbiamo la fortuna di avere una rosa abbastanza ampia e dobbiamo saper sfruttare ogni singolo giocatore al massimo. Adesso arriva un momento difficile, trasferte, ad esempio ne parlavamo prima in postazione, trasferta a Barcellona e poi trasferta a Valdagno, mai una accoppiata buona. No. Beh, sicuramente a Barcellona dovremmo andare lì a fare una grandissima partita contro una grandissima squadra se vogliamo continuare il cammino della Champions. E comunque anche a Valdagno, specialmente in casa giocano molto bene, sono molto intensi, col pubblico a favore, quindi sarà una settimana molto tosta sicuramente. A Valdagno è quasi un derby per te. A Valdagno è quasi un derby, sì, da Breganze a Valdagno sì. Bene, ti ringrazio, alla Grazie a prossima, voi. ciao.